Mario Infelice è già venuto più volte all'Ateneo a questo corso e anche in altre occasioni, e oggi il suo compito, c'è un'organizzazione nell'ordine di queste relazioni, cioè c'è un intreccio che insomma penso emergerà chiaro nel corso delle esposizioni e delle discussioni che faremo. La prima, come dire, si occupa di un piano alto, proprio centrale, da un punto di vista metaforico, perché è un luogo importantissimo per la costruzione della politica veneziana, le decisioni politiche, l'elaborazione di retoriche specifiche, come vedremo oggi, ma anche, come dire, un piano importante, centrale nella costruzione del Palazzo Ducale. Poi Mario Infelice ci farà vedere, no? Una cartina, anche una mappa di questo luogo, che tra l'altro, riprendendo gli spunti di mercoledì scorso, è il luogo che ha accolto anche la mostra di Kiefer da cui siamo partiti, insomma, no? Nelle nostre osservazioni della settimana scorsa. Ma non queste sale, però. Quale? Queste di cui parliamo. Non parli delle... Tu cosa parli? No, ma le fai vedere, però fai vedere l'itinerario. Non quella specifica, ma l'itinerario. Allora, gli ambasciatori. Venezia è nota, uno dei miti veneziani è quello molto discusso, ma non lo discutiamo qua. Venezia avrebbe inventato, secondo alcuni storici, ha inventato la figura dell'ambasciatore così come lo conosciamo, cioè non di un messo che temporaneamente sul mandato del re, dell'imperatore, del duca va da un altro sovrano vicino o lontano per trattare qualcosa come una pace, un accomodamento commerciale, ma per così dire un'istituzione stabile, fissa, e cioè l'ambasciatore, come accade oggi, che risiede stabilmente all'interno di un territorio, nella capitale di quel territorio. Ora non discuteremo di questo, perché discuteremo in realtà degli ambasciatori che venivano a Venezia, perché il Palazzo Ducale si offriva all'accoglienza di questi. Quindi questi ricevere gli ambasciatori significa ricevere gli ambasciatori del Papa, del Re d'Inghilterra, dell'Imperatore e via discorrendo. Allora, Mario, poi ci sarà spazio, spero, per qualche intervento, e ti do la parola, come sempre, 50 minuti, come ritieni, e buon ascolto. Va bene. Allora, l'idea era, appunto, seguendo un po' il filo conduttore che è stato dato quest'anno al corso, proprio appunto di partire dal Palazzo Ducale e di utilizzare anche alcune immagini specifiche delle sale del Palazzo Ducale per affrontare appunto il tema, come diceva prima Alfredo Vigiano, il tema delle rappresentanze diplomatiche e del mito che si costruisce attorno al tema della diplomazia. Sì, diceva giustamente appunto Alfredo Vigiano che Venezia ha prodotto un'infinità di miti, tantissimi, e anche di antimiti, anche di miti negativi, anzi tutta la seconda parte, la parte finale di questo incontro sarà dedicato proprio anche agli aspetti negativi, ai miti negativi. Ecco. Attorno al tema della diplomazia ce ne sono tanti, ecco, appunto. La diplomazia, il sistema di ambascerie fisse in Europa si organizza soprattutto nell'Italia del 400-500 all'inizio, poi si espande nel resto d'Europa, e attraverso l'abitudine a stabilire ambasciatori residenti in altre sedi, ecco, e attraverso uno scambio. Io mando un ambasciatore e l'altro principe manda un ambasciatore a me. È uno scambio, è una questione di reciprocità, ecco. Dal 400 in poi quest'uso si stabilisce. Ecco, più o meno come funziona adesso, ecco, il sistema, diciamo, non c'è soluzione di continuità tra l'organizzazione, questa organizzazione che viene data tra 400 e 500 al sistema attuale. La differenza fondamentale con il presente
è dato dal fatto che gli ambasciatori in quell'epoca avevano una responsabilità molto maggiori di quelle che possono avere gli attuali rappresentanti diplomatici, perché gli strumenti della comunicazione erano quelli che erano ed era soprattutto l'ambasciatore che manteneva le relazioni con la propria sede, col proprio principe che lo inviava, e però manteneva anche tutta un'altra serie di comunicazioni. Ecco, erano gli ambasciatori che sapevano quello che succedeva. Ecco, gli ambasciatori erano al tempo stesso rappresentanti diplomatici di un principe presso un'altra corte, ma al tempo stesso erano spie, raccoglievano informazioni e distribuivano informazioni. Ecco, tutto si muove attraverso questi personaggi, attraverso queste figure. Ecco, nel corso dell'Ottocento e del Novecento il ruolo dell'ambasciatore tende a cambiare, ovviamente, perché gli strumenti della comunicazione diventano diversi, sono altri, ecco, più potenti, più efficaci, più efficienti, per cui questo ruolo informativo diventa meno rilevante. In quest'epoca, e questo sarà uno degli aspetti su cui mi soffermerò di più, invece no. Ecco, compito di un ambasciatore era rappresentare appunto il proprio principe, ma al tempo stesso era di informarsi di cosa succedeva, raccogliere tutte le informazioni possibili, infiltrare propri personaggi dove era opportuno infiltrarli, organizzare un sistema di controspionaggio, eccetera. Insomma, era un sistema abbastanza complesso su cui cercherò di dire qualche cosa. Ecco. Allora, se partiamo da questa immagine, ecco, e tra l'altro il fatto che diventi un mito è anche dato dal fatto che di questa scena abbiamo tantissime riproduzioni, tutte un po' diverse l'una dall'altra, questa è una, poi tornerò anche sugli altri, queste sono tutte quasi identiche, ecco, diventano gli ambasciatori che vengono a Venezia poi vogliono un quadro che li rappresenti nel momento in cui loro entravano nel collegio, che è questa sala e questa istituzione veneziana su cui dirò qualcosa. Ecco. Allora, questa è l'immagine più chiara, ecco, torniamo alla prima, quella a cui ero partito, siamo agli inizi del 600, questo è il Doge Leonardo Donà. Quindi siamo dopo il 1606, che è un'udienza ordinaria, ecco, non è la presentazione, il momento in cui il nuovo ambasciatore arriva, si presenta con particolare sfarzo. Ecco, tenete presente che fare l'ambasciatore costava un sacco di soldi ed era tutto a spese dell'ambasciatore. Ecco, quindi a Venezia non c'era il caso delle carrozze di cavalli, ma nelle altre sedi l'ambasciatore doveva arrivare con 6 cavalli, con la carrozza, con tutto un seguito, insomma era qualcosa di costosissimo. Anche a Venezia abbiamo immagini dell'arrivo dell'ambasciatore con la barca, con lo sbarco in bacino, eccetera, con tutta la coda di seguito che entra in Palazzo Ducale. Questa è un'udienza, come dire, ordinaria, no? Che avviene all'interno della sala del collegio. La sala del collegio, il collegio è una di quelle istituzioni fondamentali del governo veneziano. Ora, parlare delle istituzioni veneziane è sempre complicatissimo. Ecco. La struttura costituzionale veneziana, questo forse ve lo sarete sentito ripetere, è complicatissima e la complicazione era data dal fatto che era fondamentale evitare, come dire, che singoli assumessero un eccesso di potere. Ecco, quindi era un sistema fatto di pesi e contrappesi come forse nessun altro organismo costituzionale ha mai costruito. Ecco. Ovviamente il cuore, diciamo l'organo fondamentale era quello del Maggior Consiglio, che rappresentava la sovranità, in cui sedevano tutti i patrizi maschi che avevano superato i 25 anni, ma era un organo numerosissimo, 1500 persone, 1200, insomma un'infinità di persone. È chiaro che in un organo del genere si può fare poco. Vi erano assemblee deliberanti che avevano un compito più politico più rilevante come quella del Senato, ecco, ma anche quella era un'assemblea piuttosto numerosa, attorno alle 200 persone. Poi c'erano
organismi più piccoli, più ristretti, tesi a rendere più funzionale l'attività di governo. Ecco, e il collegio aveva questa funzione, aveva la funzione di istruire il lavoro del Senato, di curarsi delle esecuzioni e delle parti del Senato e poi di occuparsi anche del ricevimento degli ambasciatori e dei rapporti diretti con gli ambasciatori stranieri. Teniamo presente il fatto che un ambasciatore straniero non poteva frequentare, cioè i patrizi veneziani non potevano frequentare gli ambasciatori. Ecco, c'era questa sorta di isolamento per cui il contatto diretto con la classe dirigente veneziana avveniva attraverso queste forme molto codificate, molto precise, che avevano una loro precisa logica. Ecco. Se noi vediamo questa sala, ora la sala del collegio, adesso vi faccio vedere un attimo il Palazzo Ducale. Ecco, questa è un po' la mappa, siamo al 3° piano, si sale per le scale, questa è la sala delle 4 porte, vi farò vedere. Questo è l'anticollegio, cioè che è la sala in cui si attendeva prima di essere ricevuti all'interno del collegio. Ecco, le riunioni del collegio si ritrovava tutte le mattine, tranne il lunedì se non mi ricordo male, e questa numero 18 era la sala del collegio, da cui si accedeva direttamente per entrare nella sala del Senato, che è questa più ampia. Ecco. Non era una sala grandissima, però aveva una sala di una certa dimensione. Possiamo vedere un'altra mappa un po' più chiara, ecco, dove sono rappresentati tutti i piani. Vedete appunto la sala delle 4 porte, no, questa è la scala, la sala delle 4 porte, su cui poi tornerò, l'anticollegio, ecco, questa sala d'attesa, ecco, e la sala del collegio, che è quella che rimane al centro della nostra attenzione, da cui si accede poi al Senato, alla sala del Senato. Ecco. Allora, la sala, ritorniamo su quella che è l'immagine da cui siamo partiti, è questa. Ecco, quindi qui c'è il collegio nella sua composizione, il collegio è costituito appunto dal Doge, lo vediamo seduto in centro, presiedeva regolarmente, ecco, le sedute, dai suoi consiglieri, savi grandi, e poi dai savi di terraferma, i savi agli ordini. Ecco, era un gruppo più ristretto, quindi in grado di istruire le materie e di dare. Ecco. Ora, il collegio non prende decisioni politiche, ecco, dà delle risposte, riceve le istanze, ecco, le decisioni politiche vengono prese all'interno del Senato. L'ambasciatore lo vediamo qui seduto, ecco, questo il Don Alonso de la Cueva, l'ambasciatore spagnolo, e questo seduto a fianco del Doge. Ecco, vedete che è vestito diversamente, i consiglieri del Doge sono vestiti di rosso, gli altri sono vestiti con la toga nera, e l'ambasciatore è sempre vestito secondo le sue fogge. Adesso poi ne vedremo degli altri vestiti secondo altre fogge. Questo personaggio, spesso scambiato negli studi per l'ambasciatore, era molto spesso era il traduttore, era il dragomanno, era colui che traduceva. Qualche anno fa in questo ciclo avevo fatto una conferenza sui dragomanni, sulle figure dei traduttori. Figure che a noi interessano, su cui dirò qualcosa dopo, sono questi personaggi che vediamo in basso nell'immagine, che sono i segretari, i quali hanno l'obbligo di verbalizzare gli incontri. Ora, queste verbalizzazioni, poi vi darò delle dimostrazioni, sono straordinariamente interessanti perché scrivevano tutto. Scrivevano parola per parola tutti gli interventi, registravano anche gesti, atti,
non so, appunto, l'ambasciatore francese riceve la notizia della morte del re di Francia, si mette a piangere, viene registrato, al Doge cade il corno dogale per terra, viene registrato che cade il corno dogale per terra. Leonardo Donà si arrabbia con il nunzio pontificio perché non è d'accordo con lui, si mette a urlare e registra, il segretario registra Leonardo Donà furente. Il nunzio pontificio risponde timoroso e registra questi cambiamenti di registro dei toni, no? È un'attività straordinaria, cioè è una documentazione, vi darò appunto qualche dimostrazione incredibile, insomma, inverosimile, perché entriamo. Ovviamente si dice in che lingua si parlava, se l'ambasciatore parlava in italiano, se parlava in latino, come spesso capitava, se parlava in spagnolo o in francese. Sono queste normalmente le lingue utilizzate all'interno del collegio. In certi casi appunto era prevista la presenza dell'interprete. Ecco, quindi questi sono i personaggi. Ecco, la sala adesso vi faccio vedere, è più o meno come la vedreste adesso. Sono andato a dare un'occhiata a verificare prima, per verificare che non fosse cambiato qualcosa nel frattempo. Allora, questa immagine poi diventa una delle immagini, come dire, turistiche, ecco, riprodotte in un'infinità di versioni più o meno diverse. Ecco. In questa vediamo la stessa identica scena di quella di prima, questa è sempre un'immagine relativa al Doge Leonardo Donà, l'autore è sempre lo stesso pittore, Malombra, di prima. Quest'altra sulla destra invece è sempre Leonardo Donà, però riceve l'ambasciatore inglese Henry Wotton, quindi siamo sempre negli stessi identici anni. Il pittore è diverso, è questo Edoardo Fialetti, che lavorava spesso per gli inglesi, e il quadro fa parte della Royal Collection. L'immagine la troviamo anche in immagini, in pittori successivi, ecco, che si arricchisce di cose più o meno un po' stravaganti. Ecco. Ecco, questo Joseph Heinz è un po' l'inventore del vedutismo veneziano, ecco, siamo a metà Seicento, ecco, inventa tipologie molto ricercate dagli stranieri, non so, il parlatorio delle monache, Piazza San Marco, eccetera, queste immagini, eccetera, ecco, che poi verranno riprodotte più o meno in formule più o meno identiche tra 600 e 700 un'infinità di volte. E naturalmente qui compaiono maschere, ecco, escluderei che nelle riunioni del collegio, nel momento in cui si presentava un ambasciatore straniero, sempre posizionato nella stessa, ci fossero le maschere presenti. Ecco. L'ultima immagine è di Guardi, ed è più o meno che ripete il modello di Heinz, anche questo, diciamo, escluderei tutta questa folla. La sala, che è sempre la stessa, in realtà è più piccola di quanto in realtà fosse. Per cui l'immagine di Malombra è più verosimile. Adesso vi faccio vedere, questa è l'immagine attuale della stessa medesima sala e potete confrontarla con le altre due immagini successive. Ecco. I quadri alle pareti sono quelli di Paolo Veronese, di Tintoretto, tutti realizzati dopo il 1574, dopo l'incendio di Palazzo Ducale che ha imposto una drastica ristrutturazione. Ecco, questo è un po', diciamo, il luogo e i partecipanti a questa scena. Ecco, queste sono le immagini dei personaggi che nelle diverse versioni che verbalizzano, dei segretari, no? Ecco, il ruolo dei segretari dell'amministrazione veneziana è un ruolo fondamentale, è una classe, appartengono a un ceto, al ceto dei cittadini, e hanno un training specifico loro, insomma una formazione specifica che si affina nel tempo, e una straordinaria professionalità. A differenza peraltro dei patrizi, mantengono l'impiego nel tempo. Ecco, i patrizi
le cariche dei patrizi durano sempre pochissimi mesi, per esempio i membri del Consiglio duravano 3 mesi, poi venivano sostituiti, insomma, ecco. Invece i segretari rappresentano la continuità del tempo del potere, ecco. E quindi hanno questa straordinaria competenza che gli consente, ecco. Vi faccio vedere un'ultima immagine. Ecco, questa è una stampa, ecco, la scena è sempre la stessa identica. Anche qua vediamo seduto l'ambasciatore, ecco, vedete che l'ambasciatore, essendo la stampa in bianco e nero, non avendo i colori, è rappresentato diverso con un cappello diverso, no? E sotto c'è una descrizione, questa è la Real Sala del Collegio, dove ogni giorno si riduce la mattina il Serenissimo Principe con la Signoria per dare udienza agli legati dei pontefici, degli ambasciatori, eccetera. Qui vedete un po' ingrandito e la scritta sotto, la didascalia l'ambassador che era, ecco, colui. Ve ne faccio vedere un'altra, sempre, ecco, sono tutte immagini degli stessi identici anni. Qui è il doge, non è Leonardo Donà, ma il suo predecessore Marino Grimani, nel marzo del 1603. Questo è un quadro di Cagliari del figlio di Paolo Veronese nella sala delle Quattro Porte. Quindi è proprio vicino al luogo dove ci troviamo, e viene ricordato questo straordinario ricevimento di un'ambasceria straordinaria, non è un ambasciatore ordinario, di un'ambasceria straordinaria persiana di Fethi Bey, e vedete appunto gli ambasciatori persiani e vedete in piedi il dragomanno vestito di nero, e mentre queste altre figure presentano i doni che il sultano aveva inviato alla Repubblica di Venezia. Ecco, questo lo potete vedere nella sala dell'Anticollegio. Allora, questa è un po' la situazione diciamo di partenza. Allora, vediamo un po' di uscire, come dire, ecco, anche la ripetizione di queste scene ci dà un po' l'idea di come vengono poi alla fine mitizzate. No? Ecco, vediamo un po', cerchiamo un po' di vedere, di concentrare l'attenzione su che cosa significava fare l'ambasciatore e cosa voleva dire essere un ambasciatore. Ora, innanzitutto abbiamo figure di inviati diversi. No? Ecco, io ho usato finora sempre regolarmente il termine di ambasciatore. In realtà non è, come nel linguaggio attuale diplomatico, non c'è solo l'ambasciatore come rappresentante di un altro principe, ci sono altre figure diverse. L'ambasciatore è il grado massimo, come dire, colui che ha le maggiori responsabilità e che rappresenta a livello massimo un principe straniero. Ci sono anche livelli più bassi, c'era per esempio al di sotto dell'ambasciatore c'era il residente. Per esempio nel caso veneziano, i veneziani avevano nelle sedi politiche più importanti, non so, a Parigi, a Madrid, a Roma, un ambasciatore. Ecco, nelle sedi meno rilevanti si mandava un residente, che non era un nobile, non era un patrizio veneziano, ma era un membro di quella classe di cittadini a cui avevo fatto riferimento prima. Ecco. Poi potevano esserci degli inviati in condizioni eccezionali, degli ambasciatori straordinari, non so, muore il re di Francia e viene mandato un'ambasceria straordinaria per salutare la salita al trono del nuovo re. Ecco, tutte queste cose ovviamente sono reciproche. Poi potevano esserci figure che non avevano un ruolo politico, ecco, agenti. Ecco, per esempio molte delle corti minori italiane non avevano la capacità di mandare un ambasciatore e avevano degli agenti, dei propri rappresentanti, che però non avevano una funzione politica di rappresentanza particolarmente rilevante. A parte, ed è un mondo a parte, è il sistema consolare, i consoli. Ecco, nel linguaggio politico contemporaneo ambasciatori e consoli appartengono allo stesso universo. Ecco, nel sistema europeo di antico regime no, i consoli si occupano soltanto ed esclusivamente di attività mercantili. Ecco,
quindi aiutano i mercanti, si occupano solo di materie economiche. Ecco, ci sono sedi consolari particolarmente rilevanti, per esempio per Venezia, faccio alcuni esempi, ad Alessandria d'Egitto, ad Aleppo per esempio, ad Otranto c'è un altro consolato particolarmente rilevante dal punto di vista politico, perché di fronte a Corfù serviva a chiudere, come dire, l'Adriatico, ecco, però rappresentanti consolari sono un po' dappertutto, ecco. Però non hanno una funzione politica ed è un tipo di carriera completamente diverso, insomma, ecco. Ho fatto adesso l'esempio di Otranto, il consolato veneziano di Otranto è stato tenuto per 250 anni sempre dalla stessa famiglia, si chiamava una famiglia Basalù di origine veneziana, poi trapiantata ad Otranto, e tutti i discendenti di questa famiglia fino al 1797, alla caduta della Repubblica, hanno fatto i consoli veneziani. Ecco, questo un po' per dire, ecco, badate bene che la situazione è reciproca, ecco. Il sistema veneziano è uguale a quello di qualsiasi altra corte europea. Dicevo della reciprocità. Venezia aveva ambasciate, appunto dicevo prima, a Parigi, a Madrid, a Londra quasi sempre, ma non sempre, certe volte c'era un residente, ad Amsterdam, a Roma, soprattutto a Costantinopoli, dove l'ambasciatore però innanzitutto aveva un nome diverso, si chiamava Bailo, e mescolava assieme le funzioni consolari a quelle diplomatiche. Lì non c'è il caso della reciprocità a Costantinopoli, ed era un po' il capo della comunità veneziana a Costantinopoli. Ecco, però non c'è un ambasciatore fisso ottomano a Venezia, ecco, ci sono delle ambascerie straordinarie. Ecco. In altre sedi minori, appunto Napoli, eccetera, vi faccio vedere altre immagini, ecco. Ecco, queste sono, in qualche caso la sede diplomatica era di proprietà. Venezia ne aveva 3 fisse. Ecco, in altri casi si affittavano. Ecco, naturalmente noto Palazzo Venezia, quelle di proprietà erano a Venezia, a Costantinopoli, questa immagine di destra, e a Napoli. Il Palazzo Venezia ovviamente è noto a tutti per varie cose, però fa impressione Palazzo Venezia perché sembra una vera e propria fortezza nel pieno centro di Roma. E qui lo vedete come era nel Settecento, poi è stato distrutta questa parte quando è stata questo palazzetto anteriore, quando è stato costruito il Vittoriano alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento. La sede di Costantinopoli è attualmente l'ambasciata italiana a Istanbul ed è più o meno come era rimasto nel Settecento. Ecco. Quello di Napoli, di cui non c'è, che è attaccato, è nei quartieri spagnoli, nella zona spagnola, in via Benedetto Croce, è adiacente al palazzo che abitava Benedetto Croce in tutta finché non è morto, fino alla prima metà del Novecento, ecco. Ed era un dono del re di Napoli, di Ferrante d'Aragona, del 400 alla Repubblica di Venezia. Ecco. In tutte le altre sedi, a Madrid, a Parigi, invece la sede diplomatica era affittata. A Venezia succedeva più o meno la stessa cosa. Ecco, a Venezia succedeva questo. L'unica sede di proprietà era quella del nunzio pontificio. Il palazzo, lo potete vedere, è a San Francesco della Vigna, è un bruttissimo palazzo ridotto in condizioni penose, a fianco qui lo vedete in un disegno di canaletto, vedete la chiesa di San Francesco della Vigna, il palazzo è questo. E questa è una fotografia attuale, è un palazzo Gritti, è un palazzo costruito dal Doge De Gritti agli inizi del Cinquecento, che poi è stato dato in cambio di Palazzo Venezia nel 1564 ed è attualmente in condizioni pessime. Ecco, diciamo non c'è confronto con Palazzo Venezia, ecco, da questo punto di vista. Ecco, era l'unico palazzo di proprietà.
Gli altri ambasciatori affittavano e in genere, ecco, qui vedete questa mappa seicentesca di Venezia, vedete questa è la casa del nunzio, anche adesso tuttora c'è la calletta laterale del palazzo, si chiama Calle della Nunziatura. E gli ambasciatori invece, gli altri ambasciatori, Francia, Spagna, dell'imperatore, l'ambasciatore d'Austria, eccetera, stavano tutti nella zona di Cannareggio. Ecco, di solito o a San Geremia. Ecco, rimane il toponimo, la lista di Spagna per definire, ecco, la lista era il territorio, come dire, extraterritoriale all'interno del quale non potevano entrare gli sbirri. Ecco, attorno ad ogni ambasciata c'era questo territorio di garanzia che a protezione, come dire, della sede diplomatica. Ecco, è rimasto appunto il toponimo lista di Spagna perché l'ambasciata di Spagna è stata a lungo in uno dei palazzi subito dopo la chiesa di San Geremia, ecco, e la lista era il territorio circostante. Erano postacci di solito, proprio perché gioco d'azzardo, prostituzione, banditi che si rifugiavano, era proprio il luogo, erano tendenzialmente luoghi malfamati. Questa è anche un po' la ragione per cui le ambasciate tendevano a situarsi, non perché ci fosse l'obbligo, ma sempre molto distanti dai palazzi del potere. Ecco. Quindi gli spagnoli di solito erano qua, di solito le ambasciate dell'imperatore erano più o meno a San Leonardo, nella zona di San Leonardo. Le ambasciate francesi sono sempre in zone diverse, tra la Madonna dell'Orto, San Girolamo, al tempo di Rousseau, al Palazzo Surian, al Ponte dei Tre Archi, ecco, in quella zona lì. Quando arriva Enrico III di Spagna, per esempio, l'ambasciata era a San Girolamo. Vi leggerò un esempio più tardi della fine del Seicento con l'ambasciata francese, dove è attualmente l'hotel Madonna dell'Orto, vicino alla Madonna, sulla fondamenta della Madonna dell'Orto, altre volte in fondo a San Girolamo, quindi in posti di questo genere. Ecco. Anche le residenze degli ambasciatori minori erano più o meno sempre in quella zona, il che faceva sì che tutta questa zona di Cannareggio fosse realmente un postaccio. Ecco. Morire ammazzati non era particolarmente difficile. Ecco. Tra l'altro gli ambasciatori trovavano sempre sul luogo tutto il personale di servizio, spostare l'ambasciata era sempre un problema perché determinava appunto la richiesta di questo tipo di manodopera. Ecco. Ma vi darò alcuni esempi di questo genere. Allora, quanto abbiamo fatto? Una mezz'ora, allora, volevo passare ad alcuni esempi, ecco, prima di vedere questi conflitti. Ecco. Ecco, questo volevo dire prima. Cosa faceva un ambasciatore? Ecco. Le partecipazioni al collegio in sedute come quelle che abbiamo visto erano abbastanza frequenti. No? Ecco, abbiamo appunto i documenti che questi segretari scrivevano, sono tutti conservati e quindi ci danno un'idea molto precisa di tutte le volte che si presentavano in collegio, e questo succedeva molto frequentemente, per qualsiasi cosa. Ecco, succedeva per ragioni di carattere politico, perché il proprio principe, il proprio re, imponeva all'ambasciatore di andare in collegio a protestare per qualcosa o chiedere qualcosa, oppure succedeva per ragioni di carattere personale vario. Insomma, quindi queste partecipazioni al collegio erano abbastanza frequenti. Per il resto cosa facevano? Ecco, per il resto si occupavano soprattutto di raccolta di informazioni e di attività di carattere politico.
Un nunzio pontificio della metà del 400 ci racconta con particolari dettagli, con grandi dettagli della sua attività quotidiana. La Mattina aveva naturalmente al suo servizio una certa quantità di personale. Ecco, sto parlando adesso dell'attività del nunzio Francesco Vitelli, un nunzio a Venezia negli anni 30 e negli anni 40 del 600, un nunzio particolarmente aggressivo, vivace, molto vivace, ecco, in un momento di forte conflittualità tra Venezia e Roma. Allora, cosa fa il nunzio? Ecco, questo lo scrive al cardinale Francesco Barberini. La mattina manda i suoi uomini, tutte le mattine, manda i suoi uomini a raccogliere informazioni. Ecco, allora ne manda uno all'ora del broglio. Il broglio era quell'attività che si conduceva in Piazza San Marco o in Palazzo Ducale prima delle elezioni. Bisognava mettersi d'accordo su chi votare. Ecco, le istituzioni veneziane votano in continuazione e quindi c'è scambio di idee, scambio di voti, eccetera. Ecco. Ovviamente la piazza San Marco è il luogo dove questi scambi politici avvengono e dove giungono peraltro le notizie, ecco, perché contemporaneamente in Palazzo Ducale, in Collegio e in Senato arrivano dall'estero i dispacci degli ambasciatori. Per cui è il luogo di confluenza sistematica tutti i giorni delle notizie politiche dal resto del mondo. Ecco, dico del mondo senza esagerare, nel senso che appunto l'ambasciatore che sta a Londra racconta di quello che succede a Londra, ma quello che succede a Londra, l'ambasciatore a Londra riferisce anche di quello che succede in America, lo stesso fa l'ambasciatore che sta a Madrid, che sta in Spagna, che racconta quello che succede. Ecco, l'ambasciatore che sta a Costantinopoli, il bailo di Costantinopoli, racconta di Costantinopoli, ma racconta della Persia, racconta dell'India, eccetera, racconta del Mar Nero. Ecco, quindi è una confluenza di notizie e di informazioni che non ha simili nel resto d'Europa, quindi è un luogo di confluenza straordinario. Allora il nunzio quindi manda qualcuno in piazza a raccogliere ad ascoltare, a origliare quello che succede. No. Contemporaneamente ne manda un altro a Rialto, al mercato, perché oltre alle notizie politiche ci sono le notizie di carattere economico che arrivano nella piazza economica, attorno a San Giacomo Rialto, ecco, dove ci sono gli operatori economici, dove arrivano le notizie dei cambi, del valore dei cambi nelle altre piazze europee. Ecco, questo si fa la mattina. Il pomeriggio il nunzio manda un altro personaggio, un altro dei suoi uomini di fiducia al porto a raccogliere le notizie che arrivavano, che erano nel frattempo arrivate attraverso le navi. Ecco. Tutte queste notizie il nunzio le raccoglie, le riconfeziona e le invia a Roma, alla Segreteria di Stato Vaticana o nel suo caso ai cardinali della famiglia Barberini, ai cardinali nipoti, a Francesco e a Taddeo Barberini che stavano a Roma. Ecco. Contemporaneamente il nunzio cerca di infiltrare suoi uomini, i suoi personaggi all'interno di quei circoli, di quei gruppi di carattere politico che potevano fornire informazioni, diciamo, più riservate, meno pubbliche di quelle a cui ho appena accennato. Ecco. Quindi, come vedete, c'è un'attività è sempre molto difficile distinguere tra ciò che è informazione pubblica e ciò che è informazione segreta. Ecco, le due cose erano spesso confuse tra di loro, ecco. Però la montagna di informazione era assolutamente impressionante e, ripeto, non aveva pari in Europa. Al tempo stesso un'altra attività che gli ambasciatori facevano era quella di mettere in giro informazioni che servivano alla propria corte. Ecco.
come facevano? Informazioni vere o false, ecco, la distinzione tra vero o falso è un po', come dire, non ha molto senso, ecco. C'è informazione utile e informazione non utile, ecco. Attorno a questo sistema, tra l'altro, nascono professioni nuove, nascono professioni di informatori che mettono tra 500 e 600, e anche questa è una caratteristica veneziana, ecco, che compilano, ci sono personaggi chiamati già all'epoca gazzettieri, reportisti, hanno nomi diversi, a Roma si chiamavano nomanti, che scrivevano fogli, manoscritti che non venivano stampati, in cui queste notizie che circolavano venivano messe su carta e vendute. Ecco. Ora, queste notizie potevano essere vere o false. Ecco. Gli ambasciatori entrano in questo gioco e sistematicamente fanno in maniera di inserire in questi fogli, che girano poi nel resto d'Europa, le informazioni che potevano essere utili alla propria corte. Ecco. Ripeto, la distinzione tra vero o falso è un altro discorso. Ecco, ci sono informazioni utili o informazioni non utili. Ecco, questo è un po' l'impegno. Ecco. Naturalmente questo tipo di attività aveva i suoi pericoli e i suoi rischi. Ecco, tutto questo avveniva tranquillamente. Adesso volevo leggervi appunto alcune. Ecco, vi leggo alcune piccoli, brevi estratti della documentazione di cui parlavo prima. Prima di quella formale, durante questi incontri all'interno della sala del collegio, e poi invece gli ambasciatori litigavano tra di loro. Ecco, se c'è una guerra tra Francia e Spagna, l'ambasciatore francese non andava d'accordo con l'ambasciatore spagnolo a Venezia e spesso se le davano, ecco, diciamo anche in senso piuttosto non figurato, ecco. Ma vi leggerò poi alcuni esempi abbastanza interessanti. Allora, vi leggo invece, ritorniamo nella nostra sala, no? Ecco, siamo sempre in questo periodo, 1596. In questo caso il doge Marino Grimani, è quello che abbiamo visto nell'immagine con quel signore, è il doge che vedete in alto in questa riproduzione. Si presenta il nunzio pontificio e dice che è uscito un nuovo indice dei libri proibiti. No, l'indice dei libri proibiti veniva pubblicato regolarmente a Roma dalla metà del Cinquecento ed era costituito da un elenco di libri che la sede apostolica teoricamente voleva proibire. Naturalmente non è detto che l'indice romano potesse essere automaticamente recepito dagli altri principi, dovevano accoglierlo. Per cui il nunzio si presenta con l'indice nuovo e dice al doge: guarda che bisogna pubblicare, rendere pubblico e rendere operativo a Venezia l'indice pubblicato a Roma. E dice il nunzio, vi leggo testuali parole, dice che guardate che l'indice è una cosa molto importante, tenete presente che Venezia è il principale centro editoriale d'Europa in questo momento, dice guardate che non darà molto fastidio alla stampa della città, ma l'indice serve moltissimo alla religione e agli stati dei principi, perché per questo canale dei libri, qui sto leggendo esattamente le parole del nunzio, cascano molte cose perniciose alle città, le quali, queste cose perniciose, non si conoscono se non quando danno fuori condanno delle anime e detrimento della religione. E poi va avanti e dice: i libri stanno residenti nelle camere e non si conosce il danno che fanno, se non quando si trova poi che gli animi infetti danno fuori il veleno e la peste contratta dai libri. No, un discorso così abbastanza drammatico, insomma, del male che fanno i libri. Il doge
Marino Grimani non era Leonardo Donà, è molto più moderato, è molto più, però non prende posizione, perché non può prendere posizione in quella situazione, dice sì, è vero, però dice che la questione è una questione di grande importanza, Venezia se ne occupa, è consapevole di questa cosa, ma nell'indice gli dice vi sono molte cose che è impossibile da osservare, quindi prende tempo, perché poi la cosa va discussa in Senato, va discussa all'interno del Senato. Quindi bisogna vedere, verificare, e il nunzio incalza su questa questione. Dice la questione fondamentale per le anime e per lo Stato, gli dice, sottolinea, c'è sempre questo tentativo di sottolineare la pericolosità anche per lo Stato della diffusione di libri proibiti. Un'altra situazione, un po' di anni dopo, diversi anni dopo, 1623. Questa l'ho presa un po' per ricordare, 3 giorni fa ricorreva il 4° centenario della morte di Paolo Sarpi, e Paolo Sarpi, come immagino sia noto a tutti, è una delle figure più rilevanti che ha espresso Venezia in questo secolo. Muore il 15 gennaio del 1623 e al momento della morte c'è il tentativo, in buona parte riuscito, soprattutto da parte della corte, della sede apostolica, della Corte di Roma, di cercare di farlo dimenticare. Lui è morto, va bene, non ne parliamo più, chiudiamo quel capitolo. Appena morto si era proposto, alcuni patrizi veneziani avevano proposto di fare una statua che lo ricordasse e di pubblicare un'iscrizione nella chiesa di Santa Fosca. Il nunzio ripetutamente si presenta in collegio per dire che forse non valeva la pena fare questa cosa, è meglio dimenticare. 4 ottobre 1623, era passato qualche mese, dice il nunzio si presenta e dice esplicitamente al doge è meglio che non si ricordi Fra Paolo Servita. Ha saputo che vi sono alcune pietre pronte, una statua era quasi ultimata, non è mai stata ultimata poi questa statua. È bene che il passato non si ricordi e che cada nell'oblivione. Anche il Papa sarebbe molto favorevole a questa dimenticanza, era stato appena eletto Urbano VIII. Gli risponde uno dei consiglieri del Doge, Costantino Garzoni, gli risponde in maniera interlocutoria, cioè a queste discussioni partecipavano anche gli altri consiglieri del Doge, Francesco Morosini, che era savio di settimana, il savio di settimana era colui che estendeva l'ordine del giorno del Senato, dice che non gli pareva bene parlare male di un morto che non era più in grado di difendersi, in quel momento. E dopodiché la discussione va avanti su questo tema e sull'opportunità di non ricordare, di lasciare. C'erano stati dei conflitti in passato, questi conflitti era meglio, dice il nunzio, che sia tutto scordato e sepolto. Non so se ci fosse. Anche qui, anche in questo caso, la risposta veneziana è sempre interlocutoria, sempre per le ragioni che dicevo prima. Non si potevano dare risposte se queste risposte non erano state preventivamente concordate col Senato. Questo è un po' il tenore delle discussioni. Ve ne leggo un'altra, giusto per concludere. Abbiamo tempo? Sì. Qualche anno dopo, 1641, altro momento di forte conflitto tra Roma e Venezia, tra Roma e Venezia, e di nuovo il nunzio che si lamenta dell'uscita di certi libri, soprattutto di uno scrittore che in quegli anni andava molto di moda, che si chiamava Ferrante Pallavicino, che poi è finito male, è stato decapitato nel 1629 ad Avignone e nel 1644 ad Avignone. E i suoi libri erano lettissimi in quel momento, erano molto ricercati, e il nunzio dice, si presenta in collegio
con la richiesta di farlo arrestare. Era frate canonico regolare lateranense, dove adesso è l'Accademia, al convento della Carità. E dice, ma scrive contro il Papa, contro Richelieu, contro tutti, parla di sodomia, parla delle cose più abominevoli possibili, bisogna fermarlo questo qua. Dice, ha pubblicato un libro che si chiama La Susanna, dove si insegna alle donne, ecco, che insegnava tutte le arti ad una donna per diventare puttana. Ecco, ma nessuno se ne è occupato. E il doge, che il libro lo conosceva, gli dice, ma guardi, vostra signoria reverendissima, sì, è vero quello che lei dice, ma insieme dimostrava tutta la prudenza di una donna per conservarsi costante e pudica. Cioè, guardate che il libro poteva essere letto nella maniera opposta, insomma, serviva ad evitare certi rischi. Questo un po' per farvi vedere il tono e le battute sono abbastanza frequenti. Ecco. Era andato col libro e l'aveva fatto vedere ecco, a un certo punto viene licenziato, lui fa per uscire, si è dimenticato il libro, ritorna indietro dal doge per farsi restituire il libro, che non... Ecco, questo era un po' il tono. Passo a un altro, per concludere, mi avvio un po' alla conclusione, quanto c'è? 3 minuti? Ecco, la conclusione era invece su un altro aspetto meno mitico. Avevo detto prima che gli ambasciatori spesso litigano tra di loro, no? Ecco, stavano tutti a Canareggio e spesso, molto frequentemente, l'ambasciatore francese non andava d'accordo con quello spagnolo, cioè tutte le grandi crisi internazionali avevano un riflesso nelle relazioni che gli ambasciatori avevano tra di loro. Qui siamo ancora qualche anno dopo, nella seconda metà del Seicento la situazione politica cambia, Venezia è molto meno più, anzi non è più filo francese, tende a scivolare progressivamente sotto l'orbita asburgica. Nel 1669 ha perso Candia, poi comincia un'altra guerra a seguito della quale conquisterà la Morea. C'è l'assedio di Vienna nel 1683, quando i turchi avanzano, arrivano fino a Vienna, e in quel momento Venezia è solidamente alleata della corte d'Austria. Ecco, questi grandi scontri internazionali hanno un riflesso nel vivere corrente degli ambasciatori. E volevo leggervi soprattutto una cosa, ecco, che è piuttosto divertente. Arriva nel 1682 un nuovo ambasciatore francese. Di solito gli ambasciatori francesi stavano 2 o 3 anni. E l'ambasciatore francese pensa, ecco, i francesi erano rimasti fuori dalla guerra contro i turchi in quegli anni, tanto che vengono ritenuti amici dei turchi in quel momento specifico. L'11 giugno 1682 l'ambasciatore francese pensa di presentarsi, diciamo, a suo modo all'ambasciatore di Spagna. Quindi arma 3 gondole, i cui rematori vogavano al suono di un gran tamburo di guerra. Ecco, una cosa non ho detto. Questa documentazione è tratta da una spia, è uno spione che passava la giornata girando per Canareggio prendendo nota di tutto quello che succedeva presso l'ambasciata di Spagna, presso quella di Francia, presso l'ambasciata imperiale, soprattutto. Quindi immaginatevi 3 gondole con una serie di archibugieri e un gran tamburo di guerra che intonava il ritmo di marcia della fanteria francese. Passa sotto il palazzo dell'ambasciata di Spagna, che è subito dopo la chiesa di San Geremia, al fragore del tamburo, e il tamburo muta il suono nel suono dell'attacco, come se fosse come se si desse l'attacco, ecco.
e giù con gli archibugi contro le finestre dell'ambasciatore francese. Pochi minuti dopo, le gondole tornano indietro del canale, la stessa identica scena sotto la sede dell'ambasciatore imperiale, ecco, che stava un po' spostato verso... ovviamente gli ambasciatori diciamo, di Spagna e di Austria non erano disponibili a passare sotto, diciamo, a dimenticare questa cosa, e 2 mesi dopo immaginano una scena simile, questa volta non con le gondole ma con degli archibugieri che assaltano direttamente il palazzo dell'ambasciatore francese, che era la Madonna dell'Orto. Ecco, questa volta ci scappa il morto. Ecco, c'è un conflitto, ecco, ogni ambasciatore aveva delle proprie gambe armate, c'è un conflitto armato e casca il morto, tra l'altro il morto era proprio accanto al convento di Paolo Sarpi, mentre fuggivano. Ecco. Ora, episodi di questo genere erano tutt'altro che isolati, e mi avvio alla conclusione, ecco, che è un po' legata a questa questione. Ecco, ora, fare l'ambasciatore, quindi aveva da una parte c'era l'attività diplomatica, formale, ufficiale, coi cerimoniali, però poi c'era anche quest'altra parte. Abbiamo in questo periodo alcuni importanti segretari di ambasciatori che vivono questo clima di tensione. Un ambasciatore francese ha al proprio servizio, esattamente in questi anni 60-70 del 600, uno scrittore che si chiamava Amelot de Lucé, il quale scrive un libro molto antiveneziano che si chiama Histoire du gouvernement de Venise, la storia del governo veneziano, che inaugura, come dire, un ciclo che poi va avanti fino all'Ottocento, cioè di demitizzazione dello Stato veneziano, una descrizione in negativo, fortemente in negativo, dello Stato veneziano, che avrà una sua larghissima fortuna fino all'Ottocento. Ecco. Ed è un po' la conseguenza del clima di tensione che si vive in questi anni. Lo stesso farà un po' di anni dopo, già nel Settecento, un altro celebre segretario di ambasciata francese, famosissimo, Jean-Jacques Rousseau, che è segretario dell'ambasciatore francese tra il 1742 e 43, quando l'ambasciata era in fondamenta a Cannareggio al Palazzo Surian dei Tre Archi, ecco, che racconta nelle sue confessioni questo clima di tensione, ecco, e non lo racconta con simpatia nei riguardi della città e del governo veneziano. Ecco, naturalmente scene di questo genere avremmo trovato in tutte le altre grandi capitali europee. Mi fermo qua. Bene, grazie Mario, come d'uso faccio un paio di osservazioni e poi anche la parola a voi. L'altra volta nella lezione introduttiva l'intervento del pubblico è stato di fatto impedito perché avevamo superato il tempo, ma oggi siamo più comodi e non abbiamo tanto l'annunziato occuperà il palazzo più a lungo di noi, quindi una mezz'oretta ce la possiamo prendere. Allora, ci sono dei punti che mi sembrano interessanti e il mio dovere, come dire, istituzionale è anche provare a tirarli un po' fuori, insomma, no? Quasi fissarli così. Prima di tutto ribadisco l'interesse di questa documentazione, di questi resoconti proprio stenografici, li trovate così, proprio in filze molto, in libri, diciamo, manoscritti molto cospicui, in cui si trova di tutto. Io cercavo una cosa che adesso non interessa dire, ma solo per dirvi di cosa si può invece trovare, perché le cose più divertenti della nostra ricerca è quello che si trova quando non lo si cerca, ecco, cioè quello che si trova a fianco. E allora era una cosa di questo tipo, era proprio quell'ambasciatore Wotton lì che avete visto all'inizio, che era un personaggio molto importante.
e ci sono tutte le sue lettere a Londra, è stato studiato, è un grosso personaggio dell'Inghilterra dell'età di Shakespeare, insomma, ecco. E coltissimo, amico di veneziani. Allora si presenta Wotton per questioni oggi diremmo, di politica generale, no? Di diplomazia europea, così. E poi, sempre Wotton, lì di fronte agli altri, dice: beh, adesso devo chiedere un'altra cosa. E cosa devi chiedere? Allora lui fa questa richiesta, tanto per dirvi la tonalità, no? Di questi resoconti, ma non sono il tipo di vita che c'era lì, le voci, ecco, cosa succedeva. Dice: guarda, io qua ho in tasca, e chiedo dunque, per cortesia, che voi facciate eseguire subito, perché ci sono problemi con la burocrazia veneziana, ho 2 voci che vorrei che riconosceste di liberar bandito. Cos'erano queste voci di liberar bandito? Era una roba un po' complicata. Nel mondo veneziano di allora, ma non solo veneziano, c'era il problema, come ha spiegato Mario, per la città, ma figuratevi per lo Stato, per le comunità contadine, per Vicenza, per Padova, c'era il problema della criminalità, organizzata o meno, no? Allora cosa accadeva? Non c'erano delle forze di polizia, delle forze d'ordine per reprimere questa piaga, si diceva, del banditismo, eccetera, eccetera. E talvolta, proprio in quegli anni, inizio 600, si procedeva talvolta a mano militari, cioè si inviava l'esercito per reprimere questi focolai di banditismo nobiliare o contadino, talvolta nobiliare e contadino messi insieme. Ma c'era un altro strumento, cioè si concedeva la possibilità a un bandito sostanzialmente, non pensate alla letteratura ottocentesca, ecco, i banditi erano coloro i quali ricevono il bando, e cioè non puoi più stare nel territorio dello Stato per 4 anni, 6 anni, 10 anni, non puoi più stare dentro quella città per tutta la vita, era così, tutti diversi, ma era il bando da uno spazio, da un luogo, che diventava. Allora questo, c'era una possibilità però, ti potevi liberare da quel bando. Come? Era l'origine della legislazione del pentitismo, per così dire, tanto per darvi un'idea, per dire nulla di nuovo sotto il sole, e cioè si poteva ottenere una voce di liberar bandito. In che modo? Denunciando un altro bandito o facendo catturare soprattutto un altro bandito. Ed era qui, sì, c'erano i nostri film western che guardavamo con grande divertimento da bambini, perché vivo o morto si diceva proprio: portate la testa o il corpo di quello. Talvolta portavano la testa e lì nascevano dibattiti: ma da dove viene quella testa? Queste robe che sembrano paradossali, ma l'avevi preso dentro i confini o fuori? Perché se l'hai preso fuori dai confini va bene, ti do una voce, ma se l'hai preso dentro sei un assassino. Allora era tutta una roba un po' delicata. E allora cosa succede? No, avete capito, no? Sto meccanismo che è ancora più complicato di così. Queste voci venivano poi vendute, c'era un mercanteggiamento molto cospicuo, sì. E allora Wotton ce ne ha 2 in tasca, che riguardano 2 nobili vicentini, di grosse famiglie, letterati, colti, eccetera, eccetera, e avevano 2 componenti che erano stati banditi del territorio. Allora questo nobile inglese dice: guardate, per cortesia, qua non riesco a ottenere, guardate, liberate questo nobile Capra, si chiamava così, perché io ho la voce che lo libera. Incredibile, eh? Ecco, pensate allora all'interno di quel consiglio quali reti di relazione, quali intrighi, oggi si dice con un termine un po' così, micropolitici, no? Sapete, i sociologi coniano questo, micropolitica non vuol dire la politica piccola, ma proprio i meccanismi come un orologio che costruiscono la politica. Ecco, quindi è una documentazione straordinaria. Poi ci sarebbero molte cose interessanti da dire, ad esempio io questo gioco delle parti, a me una cosa che interessa così nella storia, anche quella di oggi, è capire i rapporti di forza, che è la cosa più difficile, e gli storici e le storiche sempre scansano questo problema, perché è quello che non c'è scritto dentro i documenti, ma è quello che decide le partite grandi e grosse della storia, no? Se ci pensate bene. Pensate oggi al caso dell'Ucraina, pensate a tante questioni che ci riguardano e via discorrendo. E allora lì c'è una situazione paradossale che vorrei chiedere a Mario, poi anche voi, così intanto lui si annota, poi vi do la parola. Allora, voi qua avete il Doge,
Però Mario, il Doge, infatti Leonardo Donà diceva no, adesso questo che viene nell'età calda di questo scontro con Roma a metà del primo decennio del 600, e dice no, io decido io, parlo solo io sono il Doge, io sono come il re di Francia, ancora di più, col cavolo che aspetto il Senato che mi dica, sono io il Doge, sono io la sovranità. E qui c'è un problema, dicevo l'altra volta, di rappresentanza, no? Come diciamo oggi. Il Doge allora è lui che rappresenta la Repubblica, non è più il Senato. Quindi anche qui si vede una tensione, noi oggi diremo di tipo costituzionale, che si può leggere. Va bene. Allora, però ci sarebbe quella regola che conta il Senato, e allora che potere di decidere ha quelli là che si siedono intorno, non tanto questi qua, questa è una rappresentazione, quelli dei quadri precedenti, e insieme l'ambasciatore, perché l'ambasciatore in realtà non è onnipotente, perché il primo nome dell'ambasciatore non era ambasciatore, come forse saprete, era legatus. Legatus, da cui da noi deriva ha sentito, no? Legatus. Cosa vuol dire legatus in latino? Lo trovate anche nei libri di Tacito, eccetera, c'è questo termine, legatus. Legatus nel corso del Medioevo e poi della prima età moderna è un termine, non voglio diventare noioso, ma per capire la situazione, è un termine, oggi noi diremo, di diritto privato, no? Se ci fosse qua l'avvocato Fogliata con cui abbiamo fatto i corsi per gli avvocati sarebbe interessato. Legatus, cioè tu hai un mandato, ma devi obbedire al mandatario. Allora c'è sempre un gioco che si capisce da queste carte di cui ha parlato Mario, di quelle poche che ho letto anch'io, c'è sempre un gioco delle parti proprio da Pirandello, direi così, no? A scoppio ritardato. Perché tu parli, sì, per chi? Per il Papa? Il Papa è il Papa, proprio nel periodo del 600 lui diceva no, io sono il Papa e quindi sono più potente di tutti, perché sono il sovrano di uno Stato e sono il sovrano anche delle anime. Quindi voi capite che c'è qualcosa di più di essere solo sovrano dei corpi, io sono sovrano delle anime. Come discuti? Perché tu sei un nobile romano importantissimo, questi qui, anche Vitelli, quelli che ha detto Mario, ma devi sentire il Papa. E allora scrivono. Allora c'è sempre questo gioco un po' rimpiattino, no? In cui si costruisce una realtà, ma c'è questa sfasatura temporale per cui magari non Donà, ma altri veneziani, molto spesso ci sono differenze. Lui ha detto, parla il consigliere, questo lo rimarchiamo, parla il savio del consiglio, e mica sempre sono d'accordo. Questo è interessante di questa polifonia, di quei 6 o 12 o 18 seduti lì, che prendono parola. Hanno una visione diversa, ad esempio, di cosa fare ai confini dell'Adige o cosa. E allora chi decide? Allora questo è un aspetto molto interessante, ci fa vedere, ci fa sentire le voci della politica così come si stava costruendo, no? Con tutte le sue finzioni, con tutti i suoi giochi. Va bene, volevo da te un giudizio. Beh, aspetta però, raccogliamo magari un paio di questioni e di curiosità. Ecco, siccome dobbiamo registrare, lo faccio venire qua, vai tu, qua. Raccogliamo un paio di domande. Grazie, una curiosità. Prego. Mi sembra che appunto il contesto degli ambasciatori si muova nel campo della politica. La domanda è molto semplice: il rapporto con i fondaci e con il potere economico, come si sviluppava, quali erano le relazioni tra gli ambasciatori e queste concentrazioni di potere economico, il fondo con i turchi piuttosto che il fondo con i tedeschi e altre cose? Questo potrebbe essere interessante conoscere. Certo. C'era un'altra mano? Prego. Arriva. Qui? Allora, non ho capito bene una cosa. L'ambasciatore deve essere comunque una persona di fiducia che rappresenta il paese, il suo paese in un'altra location, diciamo, che è in un altro posto. Allora, venivano eletti tra i nobili, però poi nel caso di Otranto è rimasto 250 anni all'interno della stessa famiglia. Volevo capire un attimino com'era questa sì. Grazie.
Comincio da questa che è più semplice. Sì. Poi dunque in quel caso lì forse mi sono spiegato male. Dunque, gli ambasciatori a Venezia venivano eletti. Ecco. Cioè gli ambasciatori dei veneziani erano eletti. Non quelli a Venezia. Ecco. Era una carica molto ambita, però l'ambasciatore veneziano, come mi pare di aver detto, doveva pagarsi tutte le spese, ecco, ed erano spese pazzesche, ecco. Cosa che per esempio nel corso del Settecento, quando molte famiglie cominciano a essere in crisi, cominciano a faticare a sostenere questa carica, ecco. Di solito andavano 2 volte in una sede costosa e poi andavano a Costantinopoli, perché la carica del bailo invece era remunerativa. Ecco, non c'erano le spese di rappresentanza che erano fondamentali a Madrid, a Londra o a Parigi, ma invece c'erano tutta una serie di indennità legate all'attività economica dell'attività del bailo. Quindi un po' non pareggiavano, ma insomma recuperavano. Il caso che ho citato di Otranto, lì non è un ambasciatore, è un console. Ecco. I consoli di solito sono dei mercanti, ecco, sono dei mercanti che poi a fianco della loro attività hanno poi questa attività di rappresentanza. Ecco. La famiglia Basalù, che è stata questa famiglia, che era una famiglia d'origine veneziana peraltro, un membro di questi, un Basalù, alla metà del Cinquecento viene cacciato via, è costretto a lasciare via, perseguitato perché protestante, e si rifugia nel Regno di Napoli, e poi tutta la sua discendenza si fissa ad Otranto e continuerà a fare questo mestiere, ecco. Però non è un patrizio veneziano, ecco. Ci sono consolati particolarmente importanti, adesso me ne vengono in mente 2, ma insomma quello più importante, per esempio quello di Aleppo, il console di Aleppo, quindi Aleppo in Siria è il punto di confluenza delle carovane che vengono da Oriente. Quello era generalmente tenuto da un patrizio veneziano. Ecco, fino alla fine del che spesso naturalmente avevano interessi consistenti, consistenti, chiaro, insomma, era di commercio, ecco. Ad Alessandria prima più o meno succede la stessa cosa. Poi c'erano un'infinità di altri consoli nelle altre città. Per esempio a Genova non c'è un ambasciatore, c'è un console. Ecco, non c'è, ecco. La presenza di ambasciatori significa la presenza di rapporti politici importanti, stabili. Ecco, la presenza del console significa che ci sono degli interessi economici in quel momento, ma non ci sono, ecco, per esempio nel Regno di Napoli ci sono tantissimi consoli veneziani, ecco, però c'è un residente politico non patrizio solo a Napoli, no? Lo stesso succede a Milano. Ecco. Mi pare da avere risposto. Ecco, sì, scusa, l'ultimo. E naturalmente gli ambasciatori a Venezia invece, cioè quelli che ha detto lui, no, dei regni o del papato, lì c'era un sistema cortigiano e quindi lo eleggeva il sovrano, non c'era il Senato certo. Che eleggeva l'ambasciatore. C'è un caso nel Cinquecento in cui li eleggono per dispetto, quando vogliono dargli una botta a uno, perché la famiglia doveva pagare la carica, e allora invece il re d'Inghilterra o il papa nomina lui chi vuole, e quindi è un altro sistema. Ecco, la precisazione era per capire per esempio, i francesi avevano a Venezia l'ambasciatore e il console, ma erano 2 figure differenti. Certo. Ecco. Certo. L'ambasciatore francese era nominato dal re di Francia, certo. Lo stesso per l'ambasciatore del re di Spagna, era nominato dal re di Spagna. Ecco, anche gli spagnoli avevano un console ed erano 2 cose diverse. Un po' collegandomi all'altra domanda e un po' a quello che diceva anche Alfredo Vigiano, ci sono un'infinità di cose che non ho detto, ecco, ovviamente. Forse una questione a cui avrei dovuto accennare è il fatto che ogni ambasciatore andava nella sede a cui era destinato con una commissione, cioè nel momento in cui partiva aveva una lettera in cui gli veniva detto che cosa doveva fare. Ecco, cioè erano una serie di istruzioni estremamente precise. Ecco, questo perché il problema della sfasatura temporale era un grossissimo problema. Ecco, noi siamo abituati a comunicazioni in tempo reale.
Ecco, l'ambasciatore invece molto spesso doveva dare delle risposte, ma non poteva aspettare, non so, se l'ambasciatore sta a Parigi e deve ricevere istruzioni da Venezia, ci vogliono 25 giorni perché una lettera arrivi da Venezia a Parigi in quegli anni là. Ecco, 25 più 25 fa 50 giorni. Ecco, per cui doveva avere un margine, diciamo, di libertà in cui doveva sapere, insomma, che tipo di orientamento. Naturalmente sulle decisioni gravi doveva aspettare la risposta. Ecco. Tenete presente, un'altra cosa importante che non ho detto è che ogni settimana, certe volte anche più di una volta alla settimana, l'ambasciatore scriveva un dispaccio alla propria sede in cui raccontava, ecco, sono una delle fonti storiche più importanti della storia europea, questi dispacci, perché attraverso i dispacci noi sappiamo la politica europea e viene ricostruita attraverso questi documenti. Erano lettere lunghe 10-15 pagine in cui l'ambasciatore veneziano a Parigi ci informa di quello che succede a Parigi, l'ambasciatore francese a Venezia racconta le stesse cose a Parigi. Ecco, l'incrocio di queste cose è assolutamente straordinario. La questione sì, cioè diciamo le questioni economiche rientrano naturalmente tra le questioni politiche, ecco, quindi tutte le grandi questioni politiche, tutte le grandi questioni economiche di rilievo sono comunque anche oggetto dell'attività che gli ambasciatori, delle questioni economiche che hanno rilievi politici, ecco, naturalmente non l'attività del singolo mercante che è bloccato perché ha perso i soldi, che so io, a Tunisi o ad Algeri, ecco, quello no, ecco. Però tutte le altre questioni rientrano, infatti all'interno di tutta questa documentazione di cui abbiamo parlato, sia degli interventi degli ambasciatori, sia dei dispacci di cui abbiamo parlato, la materia economica c'è sempre, sistematicamente, ecco, perché la materia economica fa parte della politica, insomma. Le due cose non sono separabili, mai. Ecco, anche nei brevissimi accenni che vi ho letto, quando il Nunzio Pontificio chiede, guarda, che è stato proclamato un nuovo indice dei libri proibiti, subito mette le mani avanti, dice, ma guarda che non tocca i librai non ci rimetteranno niente, non sarà vero. Ecco, però a Venezia di solito la risposta che dava al Nunzio quando diceva voi volete proibire i libri, vabbè, comprateveli. Se non li volete fare circolare, ve li vendiamo tutti. Ecco, quindi. Vabbè, volevo un po' dire, introducendo la lezione della prossima settimana, rispondere a quella questione dei tedeschi, dei turchi, eccetera. Sì. Allora, provo a dire io una roba, Mario, perché è il ponte con quanto diciamo la prossima volta. Allora, noi eleggiamo i nostri rappresentanti. Noi siamo il popolo, no? Ciascuno di noi in realtà fa parte di una galassia che si chiama il popolo, che elegge i propri rappresentanti. Questo è un sistema che nasce con le grandi rivoluzioni, diciamo così, settecentesche, quella americana, We the People, e quella francese. Allora, invece, in quel tempo, nel tempo precedente a queste rivoluzioni, che gli storici hanno definito in vari modi, insomma, il problema è chi rappresenta cosa, no? Perché in realtà ogni gruppo sociale, per così dire, non si usava questa parola, appunto, perché era un'altra mentalità, un'altra struttura, ha un bisogno, una necessità di rappresentare qualcosa e di essere rappresentato. Ad esempio, lo studio all'Università di Padova, le città di terraferma, le comunità locali che stanno nelle città, i tedeschi, i greci, eccetera, eccetera, hanno bisogno di rappresentare cosa? I loro interessi, la loro realtà, le loro necessità, esattamente come i francesi o gli inglesi facevano con i loro ambasciatori, ovviamente a un livello più piccolo, più limitato, ma il principio era lo stesso. Allora la prossima volta, rimanendo, come dire, dentro questo quadro, cerchiamo di capire come quegli stessi, molto simili, chiamiamoli così, rituali, no? Di rappresentanza, di discorso, di dialogo, talvolta ambiguo, sfuggente, di gioco delle parti, ho detto io, si costituisce
dentro quegli stessi ambiti, con gli stessi personaggi, quando una comunità di terraferma ha bisogno di parlare con il Doge, di dire qualcosa al Doge perché ha un conflitto, perché ha una vicenda, perché ha altre cose. E quindi in questi anni è stata scoperta, accanto a questa diplomazia ufficiale, Mario ha detto giustamente, nell'Ottocento, quando il grande storico tedesco Ranke, che era un prussiano, vuol scrivere la storia d'Europa o la storia dei turchi, no? O la storia dei papi, va in archivio a Venezia. Sì, la prima cosa che si fa... E va a vedere i dispacci e le relazioni degli ambasciatori, perché l'ambasciatore a Roma gli spiega quello a Costantinopoli. Quindi questa fonte che ha detto lui, accentua ancora di più, era la fonte principale di tutta la storia europea, per iscriverla. Oggi non è più così naturalmente, ma allora era. Allora, accanto a questa grande diplomazia, avete capito che importanza in quel posticino lì, ecco, che poi i pittori del Settecento ingrandiscono, no? Diventa una piazza San Marco, anche questo è interessante. Prima è piccolo, perché sappiamo che è piccolo. E accanto a questa diplomazia ufficiale c'è una diplomazia, diciamo, interna, di cui sentiremo le voci la prossima volta. Grazie. Alberto, grazie anche. Va bene. Alfredo, posso fare un'ultima domanda? Sì. Scusatemi, allora... Mi scusi, non avevo visto, ma... Allora, per quello che riguarda il ricevimento di ambasciatori, no? Al Palazzo Ducale, quindi arrivano e sono ricevuti, c'è un protocollo, no? E quindi entrano, si fanno le scale, entrano dentro le diverse sale d'attesa. C'è un criterio? Quanto tempo devono stare? Qual è il momento che sono finalmente ricevuti? È vero che ci sono più giorni? Sì, mi ha rubato, non volevo fare questa domanda perché è una domanda difficile, ma me l'ero scritta anch'io, quindi grazie. No, è chiaro che c'è un protocollo, ecco. Ora, un conto sono arriva il nuovo ambasciatore e allora viene dato un appuntamento preciso, e quella è una cerimonia lunga, dura un certo periodo, ecco. Però di fatto poi nelle altre occasioni il collegio riceve sempre, ecco, tutte le mattine tranne il lunedì, se non mi ricordo male, ecco. Quindi era facile che all'interno dell'anticollegio molti aspettassero, sì. Ecco, poi non si sapeva bene quant'era la durata, quanto no? durava, ecco, le discussioni potevano durare, ecco. E non detto, sapete, magari uno diceva, no, quello del Papa, facciamolo aspettare. Sì. C'è questo, c'è un romanzo, non so se è presente, c'è un romanzo bellissimo di uno scrittore inglese del Settecento, a me questo è venuto in mente adesso che è stata fatta questa domanda, Sterne, il Tristram Shandy, e c'è in questo uno che deve andare a parlare dal re d'Inghilterra e lo fanno aspettare, e anche a Vienna succedeva così. Insomma, se la sala d'attesa durava tanto, era un segno, cioè le priorità, questo però non lo si trova scritto. Bisogna farsi formiche, andare indietro nel tempo e capire come fu, perché questo non lo scrivevano. Però ci sono anche fonti su questo, ecco. Sì, e tra l'altro quell'incontro, quelle attese erano fondamentali per costruire delle relazioni, sì. Ecco, perché formalmente, questo mi pareva di averlo detto, gli ambasciatori non potevano frequentare personalmente i patrizi veneziani, poi in realtà si frequentavano perché c'era l'uso della maschera, eccetera, ecco, per cui era meno, non è che fosse una di quelle norme rispettatissime, ecco, però la regola era quella. Vedrà che mercoledì prossimo ci sono, invece noi abbiamo le lettere di Curia della Terraferma, cioè i dispacci di quelli di Vicenza, che scrivono Vicenza, in cui spiegano esattamente tutto questo gioco di anticamera e come si fa a essere ricevuti. Vabbè, basta. E ancora, scusate...